Ragazzi, ma voi li vedete all'orizzonte? Aguzzate la vista, alzate gli occhi, guardate. Li vedete tutti quei fegati che si stanno spappolando, si stanno sgretolando? Gente che assaporava il cambio allenatore del Napoli per la seconda volta dopo lo scudetto. Gente che già dava per certo il Conte alla Juventus. Li vedete quei fegati sgretolarsi? Si fa per ridere, ragazzi, si fa per ridere, però come non rimanerci bene ad aver dato questa mazzata ai tifosi juventini e alla Juventus soprattutto, perché la Juventus aveva pensato di aver apparecchiato già la tavola per Conte. Conte era il piano A, piano B, piano C, piano D, piano Z. Per loro sarebbe arrivato, a prescindere. Pensavano che chiamare Conte, che ha vinto ormai lo scudetto col Napoli, quindi poteva lasciare da vittorioso la panchina del Napoli e sedersi sulla panchina tanto amata e tanto odiata della Juventus, lui che è stato un figlio della Juventus, sarebbe stata cosa fatta, sicura, 100%. E invece no, e invece no. Invece no, perché dovevano fare i conti con De Laurentiis e dovevano fare i conti col progetto Napoli che va avanti. Perché che se ne dica, il progetto Napoli è molto più soddisfacente rispetto ad altre squadre. E questo è il merito di De Laurentiis. Presentare un progetto soddisfacente, un progetto che può far cambiare idea anche un Conte che non ha fatto il Conte. Innanzitutto partiamo anche da un'altra cosa. Mettete like, cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale nostro su YouTube, Calcio Espresso, iscrivetevi al canale di Instagram, al nostro profilo Facebook, al profilo TikTok, a tutti i social. E seguiteci soprattutto stasera che siamo in live. Parleremo di questo, parleremo di tanto altro, parleremo con un po' di ospiti interisti la vigilia della finale di Champions, perché ricordiamoci che su questo canale noi siamo sportivi e parliamo di tutto, non siamo faziosi, certo, Napoli è nel nostro cuore, però trattiamo tutto. E dicevamo, questa è una mazzata per la Juventus e la tifoseria della Juventus, ma ragazzi, questa scelta di Conte, che non ha fatto il Conte, ripeto, per il mio parere, perché per ciò che era stato detto nelle conferenze stampa, ciò che tutti pensavano che poteva lasciare da vittorioso dopo un campionato assurdo, bellissimo, entusiasmante ma assurdo, dopo il capolavoro che ha fatto, Conte poteva lasciare da vittorioso e andarsi ad accasare nuovamente al Torino. E invece così non ha fatto. Così non ha fatto perché De Laurentiis gli ha stilato un progetto ambizioso. Possiamo dire che se Conte non ha fatto il Conte, De Laurentiis non sta facendo il De Laurentiis che noi conoscevamo? Possiamo dire che De Laurentiis ha imparato dai suoi errori fatti 2 anni fa, che dopo un campionato vinto, dopo una cavalcata assurda, ha buttato tutto in malora, e invece quest'anno ha capito che possiamo aprire un ciclo vincente, perché ciò che non è stato fatto 2 anni fa lo sta mettendo in pratica oggi. L'arrivo di De Bruyne ci fa capire come i parametri del Napoli stanno cambiando. Ricordiamoci che De Laurentiis era quello che fino a pochi anni fa Benzema era vecchio. De Bruyne a giugno farà 34 anni. Io credo che De Bruyne possa essere paragonato come acquisto a Cristiano Ronaldo quando andò alla Juventus, con la piccola differenza che Ronaldo venne preso a 100 milioni. Invece noi De Bruyne lo paghiamo, non paghiamo il cartellino, gli pagheremo solo l'ingaggio. Ricordiamo che De Bruyne è un free agent, quindi non paghi neanche le commissioni. È un capolavoro finanziario quello che sta facendo De Laurentiis per portare De Bruyne a Napoli. E
oltre che finanziario, stai portando un giocatore come il belga che è di caratura internazionale, di esperienza internazionale. Quindi tanta roba. E, ragazzi, possiamo solo che essere felici, possiamo solo che essere contenti che questo ciclo che è iniziato col botto possa continuerà. Di certo non pretendiamo di vincere la Champions, però di lottare e di avere una squadra competitiva, come è stato detto anche ieri, su tutti i fronti. L'anno prossimo affronteremo 4 competizioni e nelle 4 competizioni dobbiamo essere competitivi per affrontarle al meglio, per arrivare più avanti possibili, cercare di portare quanti più trofei possibili. È cambiata proprio la prospettiva cioè il Napoli, e questa cosa mi sorprende, non ha più, il Napoli parlo come gestione societaria, non ha più l'idea di comprare dei giocatori, valorizzarli, rivenderli, avere diciamo dei ricavi e di andare a giocare delle partite importanti. No, il Napoli costruisce la squadra per vincere. Il progetto di De Laurentiis, della società Napoli, è vincente perché è fondato su basi solide, sia a livello finanziario, a livello di uomini, a livello di valori. Come poteva Conte, da professionista qual è, a livello proprio razionalmente parlando, come poteva dire ok, lascio tutto, me ne vado in un posto che sia, non parlo solo della Juventus, è Milan, Juve, Inter, dove le basi solide finanziarie non ci sono, dove comunque devi ricostruire nuovamente e devi ripartire da zero. Invece qua a Napoli no, hai vinto, conosci i giocatori. De Laurentiis ha aperto ieri parlando con Conte e con i giornalisti dicendo asseconderò le scelte del mister. Ragazzi, in 20 anni che c'è De Laurentiis alla presidenza, io queste parole non le ho mai sentite. Questo vuol dire che il progetto Napoli è reale, è concreto e lo si vede, perché ricordiamoci che il primo acquisto del Napoli dopo lo scudetto di 2 anni fa era Cajusto, con tutto il rispetto per Cajusto, ma il primo acquisto del Napoli di quest'anno è De Bruyne. Guardate, notate la differenza. E niente, per tutto ciò che riguarda Napoli in maniera più approfondita e ciò che è stato vissuto in questa settimana, vi rimando alla live di stasera, mi raccomando non mancate, seguiteci e niente, forza Napoli sempre, e il futuro avanti a noi è roseo, ragazzi, molto roseo.